Io mi sento molto frequentemente con il sindaco, so che il sindaco si è mosso anche lui con l'azienda sanitaria, mi sono mosso anch'io e io spero che quanto prima si riesca a fare i tamponi sul personale, sia per dare maggior sicurezza agli ospiti ma maggior tranquillità anche agli operatori che, ripeto, in questo momento stanno dando tantissimo. Questa la situazione al GRIS di Mogliano, una delle strutture per anziani principali della Marca dove si aspettano i tamponi dell'ULS 2, tamponi che rassicura la stessa azienda sanitaria per bocca di Giorgio Del Re, il direttore dei servizi sociosanitari, saranno effettuati entro il fine settimana. Del resto i numeri della struttura sono emergenziali, sono circa una trentina gli anziani con sintomi sospetti ospitati in un'area apposita della casa di riposo, mentre i due più gravi si trovano al Cafoncello. Non siamo in grado di capire se queste persone sono affette da coronavirus, le stiamo attentamente monitorando con i medici dell'istituto e siamo in attesa di vedere gli sviluppi di questa situazione. Sul fronte del personale sono 20 gli operatori in quarantena, anch'essi in attesa dei tamponi. Nel frattempo l'ULS ha effettuato un sopralluogo nella struttura. L'azienda ULSS è venuta a fare anche un sopralluogo, l'unità task force nel nostro istituto, ha verificato tutti i provvedimenti organizzativi. E abbiamo avuto anche un parere positivo sui provvedimenti organizzativi, per cui adesso attendiamo i tamponi.